stanno entrando in Italia e stanno bruciando tutte le antenne davanti all'Italia. Doveva essere una rivoluzione, ma dopo 100 giorni la realtà è molto cambiata. Molti presidi risultano abbandonati, altri frequentati da pochi attivisti. Eppure non è passato molto tempo da quando i volontari bloccavano il traffico per fare volantinaggio e sensibilizzare gli automobilisti sulla loro protesta. Oggi, dopo 3 mesi, che fine ha fatto il movimento 9 dicembre? Il movimento non è morto, ma sembra essersi un po' spento. Fra le più dinamiche la realtà veronese e quella padovana. Stiamo programmando per fare una convention qui sull'Alta Padovana, dove parleremo di disobbedienza fiscale in collaborazione con Tea Party Veneto e appunto l'IFE Padova. Luciano Fior del presidio di Loreggia ci spiega la nuova frontiera, essere accolti dai consigli comunali per illustrare in quella sede le ragioni del movimento. Noi siamo presenti sul territorio con parecchie iniziative. In questi giorni, per esempio, siamo stati ricevuti da 2 consigli comunali. Adesso lunedì prossimo avremo un intervento presso il Consiglio Comunale di Campodarsego, dove presenteremo un ordine del giorno. A Vittorio Veneto, al contrario, il presidio sembra un avamposto in procinto di essere abbandonato. Gli ultimi rimasti non nascondono le difficoltà. L'impressione è questa, è un po' difficile far muovere la gente, perché la gente comunque i problemi li sa, però non capiamo perché non riescono a reagire al problema. Chiediamo alla gente di unirsi a noi per fare questa protesta pacifica.